La nostra idea è proprio quella di far partire due cortei, uno dalla terraferma e uno da Venezia Isola, e incontrarci poi sul Ponte della Libertà. Quindi bloccarlo sostanzialmente. Assolutamente. Bloccare il Ponte della Libertà partendo da Venezia e Mestre con una doppia manifestazione di comitati, associazioni, sindacati, partiti politici e altre realtà del territorio. Proprio mentre gli studenti universitari veneziani iniziano la mobilitazione in solidarietà alla Global Sumud Flottiglia, il ministro degli esteri israeliano annuncia il blocco di tutte le 40 barche con 200 tonnellate di aiuti alla popolazione di Gaza, un blocco avvenuto a poche decine di miglia dalla striscia. La provocazione è finita, dice Tel Aviv, nessuno ha raggiunto la costa. La risposta a Venezia sarà la partenza alle 9 di domani mattina di due cortei da Campo Santa Margherita e dalla stazione di Mestre allo slogan di Blocchiamo tutto. Il blocco significa bloccare gli snodi nevralgici del nostro paese, quindi noi a Venezia abbiamo il Ponte della Libertà, per esempio, che è un luogo fondamentale appunto per tutta quella che è la circolazione e il collegamento che abbiamo con la terraferma, quindi bloccare il Ponte della Libertà per noi significa mettere veramente in crisi quello che è la viabilità del nostro territorio. Verrà fatta la stessa identica cosa in tutto il resto del paese, stiamo assistendo a uno sterminio in diretta nazionale e le nostre istituzioni non fanno niente, nonostante 2 anni di cortei, mobilitazioni, occupazioni. E la Global Smooth Flotilla sicuramente ci ha dato un bello scossone. Lo sciopero generale indetto da CGIL e USB a livello nazionale è ritenuto illegittimo dalla Commissione di garanzia sugli scioperi perché senza preavviso, ma è stato confermato dai sindacati. A partire dalla grossa manifestazione al Lido di Venezia, i movimenti universitari sono parte integrante di una mobilitazione che in queste settimane ha raccolto in città un consenso crescente. Noi siamo partite interrompendo le lezioni universitarie perché, come abbiamo sempre detto, se bloccano la Global Smooth Flotilla allora noi avremo bloccato tutto. Questo è avvenuto ieri sera. Quindi all'università non si fa lezione oggi? Si fa lezione nel senso che la giornata di sciopero effettivamente sarà domani, quindi noi ci auspichiamo che domani effettivamente le aule universitarie siano vuote. È stato il motivo per cui oggi siamo entrati all'interno delle università con un'azione di disturbo fondamentalmente per organizzare il blocco effettivo delle università che invece si darà domani.